poi il sospetto che queste risorse andranno sparse non si sa dove, perché poi l'intenzione del governo tornano alle donne perché i servizi in realtà, oppure i congedi parentali per uomini e per donne. Tra l'altro molto interessante quella parte della proposta di legge che parla anche di un obbligo all'utilizzo anche minimo di una quota di congedi parentali per quanto riguarda l'uomo. Si ha un po' il sospetto che il governo in realtà voglia poi fare cassa. Ma senta, ma lei che cosa ne pensa? Perché io di questo ho discusso a lungo anche in commissione lavoro insieme ad altri nostri colleghi parlamentari, abbiamo scritto anche un documento, stiamo facendo delle proposte dell'idea di un innalzamento sì, ma su base volontaria, cioè riconsiderare utile ripescare quel concetto di flessibilità che era contenuto nella legge Dini del 95, naturalmente spostandolo un po' in avanti, perché se lei ricorda si parlava all'epoca di un arco di tempo che andava dai 57 ai 65 anni, tutti dicono giustamente si vive più a lungo, quindi c'è uno spostamento progressivo, noi abbiamo detto dai 60 ai 70 anni, come base di partenza. Da quel momento puoi andare in pensione, ma lo puoi scegliere secondo un calcolo di convenienza. Lei che cosa pensa? Può essere un sistema che naturalmente poi può essere affinato, può essere migliorato, può essere, come si dice, collegato alla questione dell'innalzamento della pensione di anzianità. Che cosa dice di questa idea? No, questa mi sembra una proposta molto interessante, cioè aprire una finestra che sia uguale per gli uomini e per le donne, quindi già si stabilisce un piano di parità. Solo questo però non è sufficiente per le ragioni che abbiamo detto fino a qui, cioè per il fatto che se facciamo solo questo continuano a permanere le discriminazioni nei confronti delle donne, che sono discriminazioni economiche, di carriera, di carico di lavoro di cura, e allora bisogna riequilibrare. Ecco perché la proposta che lei faceva e la proposta che abbiamo fatto noi tutti insieme con lei alla Camera, e allora mi sembrerebbe davvero una prospettiva innovatrice per il nostro Paese, che si fa carico di una donna moderna, di una famiglia moderna. Quindi l'età pensionabile come problema non va isolato, va discusso e visto e considerato insieme con le altre proposte che ripristinano, o meglio, costruiscano un piano di parità tra gli uomini e le donne lungo tutto l'arco della vita, vorrei insistere. Quindi intanto vorrei invitare a firmare il nostro disegno di legge nelle feste del Partito Democratico, nelle feste del Comitato, comunque ci siano, perché questa è anche una spinta